anche intervenire, però visto gli ultimi interventi che sono stati veramente interessanti dal punto di vista delle riflessioni che dobbiamo fare qui, ritengo di iniziare dicendo che evidentemente abbiamo un difetto di comunicazione, ma molto grande, quindi facendo anche le criticità su quello che sono, come noi abbiamo affrontato la formazione e qual è stato il contributo. Vorrei dare una risposta, visto che ho tutti i dati da 10 anni, che cosa ha fatto la formazione? Poco. E ti spiego perché, perché ci siamo posti questa domanda, visto che abbiamo dato sangue della nostra famiglia ad andare in giro a fare formazione. Perché media ai corsi di formazione vengono pregati il 25% dei soci. Conclusione, fra l'altro, questi, siccome abbiamo i questionari di ritorno, sono tutti motivati. Quindi la spiegazione è una sola: questi non contano niente all'interno del loro club. E poi se ne vanno. Quindi anche questa è una risposta. Dopodiché un'altra serie, in parte già ha risposto Maurizio, i corsi si fanno. Do una notizia, poi il governatore sarà più preciso in questo, tutte le assenze che sono state notate, e io sapete un po' che sono un tantino Mauro nelle mie cose, quando dico agli officer di club, contattandoli, signori miei, siete officer, avete ricevuto una convocazione dal vostro governatore, perlomeno potete dare una comunicazione dicendo sono impegnato, invece di fregarvene completamente. Allora questa è una risposta per cui poi arriva qui il concetto come che se la formazione non si fosse fatta. E allora chiediamoci perché passa questo, visto che noi cerchiamo di farla. Un'altra risposta su Facebook, anche qui difetto di comunicazione, ma dico la scuola formatori ha una serie di corsi che possono dare risposte a tutte queste cose. Quando il socio deve andare su Facebook per trovare la notizia, ragazzi miei, è sbagliato. Facebook serve a dare la notizia al mondo esterno. La notizia il socio se la deve andare a prendere su My Lions. Ma quanti siete registrati su My Lions? Enzo Leone mi aveva dato questo obiettivo nell'anno del e non sono riuscito a farvi registrare. Quindi voglio concludere dicendo: sono a vostra disposizione di tutti i vostri soci, mi aspetto 10.000 telefonate per dirvi come ci si registra su My Lions e come si va a vedere il dato dei service, che sono quelli che valgono, perché sono quelli che sono stati certificati a Oakbrook, non quelli che stanno su Facebook. Scusate, ma io intanto mi incavolo. Grazie.